Nasce a Venezia la Biblioteca delle Biblioteche, diventando così la prima libreria di arte e architettura del mondo. È stato firmato il protocollo di intesa tra enti e istituzioni della città di Venezia per la cooperazione in materia di biblioteche e sviluppo culturale dei servizi, nell'ambito del progetto Venezia Città Campus. Nasce per valorizzare e rendere visibile attraverso una rete cooperativa l'intero sistema bibliotecario cittadino, garantendo la cooperazione in materia di biblioteche e sviluppo culturale. Mettere in rete vuol dire magari arrivare al punto di avere una tessera unica, avere un tesserino che consenta di accedere alle varie biblioteche. Arriviamo quasi a 7 milioni di libri, penso una delle biblioteche più grandi del mondo, e poi vedere se è possibile anche creare un servizio di rientro dei libri più facilitato, dove io prendo un libro dalla biblioteca, magari lo deposito su un'altra. È tutto da costruire questa cosa perché è complicatissimo, però magari per alcuni libri, per facilitare magari gli studenti universitari, queste cose qua potrebbe essere utile. Magari poi con quella tessera, una tessera che ti garantisce anche l'accessibilità ad altri luoghi, a degli sconti, eccetera. Far sì che la cultura diventi produzione. Venezia, come città della conoscenza, trova conferma nei dati che attestano l'eccellenza del patrimonio librario veneziano. Si contano infatti nel solo comune 128 biblioteche che coinvolgono 125 istituzioni, per un totale di oltre 6 milioni di volumi. Nella sola città d'Acqua il rapporto tra residenti e libri è di 125,4 volumi per abitante.